Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Devo dire che ogni volta che risento le parole di Elias Canetti per presentare il suo Auto da Fè, le trovo più che appropriate per introdurre anche la nostra trasmissione, il nostro mondo. Mondo in testa, una testa senza mondo e, e una testa che per fortuna continua a funzionare talora, talvolta, non sempre. A questo proposito di testa funzionante, permettimi, io ho il piacere di avere con noi questa mattina ancora una volta, grazie per questo, Maurizio Bolognetti, segretario dei Radicali Lucani, giornalista, autore di libri che rimangono libri da leggere, Buchi per terra, Le mani nel petrolio, La peste italiana, La settima dose, che sta tornando d'attualità, a quanto pare, direi. per un'altra vicenda che non è più quella della Covid, bensì del nuovo virus che tutti però ci rassicurano essere una cosa che non è contagiosa, che è sotto controllo, tutto il resto. Vedremo. Non di questo però parliamo stamani, ma di battaglie che risalgono a tanto tempo fa, che trovano una loro eco anche nell'attualità più stretta, che però insomma è il caso di mettere qualche puntino sulle i. Maurizio, questa è una cosa che è interessante anche per chi ci ascolta, credo, perché testimonia del fatto che quando si fa un lavoro politico, giornalistico e di informazione basato sulla ricerca dei dati, come tu hai sempre fatto, no? Uno dei tuoi strumenti cardine è stato quello di accedere agli atti, sempre e comunque di cercare di farlo a beneficio di tutti, cioè dei tuoi ascoltatori e lettori, ma anche semplicemente dei tuoi elettori, cioè della comunità politica in Pochi. senso ampio, pochi che siano, ma comunque le questioni di cui ti sei occupato sempre hanno avuto un rilievo che andava ben oltre il consenso Questo sì, elettorale, no? assolutamente. E il consenso elettorale non era certo il fine del tuo, del No, tuo, del tuo lavoro. credimi no, davvero no. C'è una vita che lo testimonia, ma soprattutto testimonia del fatto che le questioni delle quali ti sei occupato avevano una portata di carattere appunto molto ampio. Io ne ho citate tre nel titolo della nostra conversazione di oggi. Partiamo dalla prima perché riguarda una questione della quale ti sei occupato a lungo, non solo nel caso specifico, ma in generale, quella della difesa dell'ambiente, sul serio però e non per slogan, e del richiamo al fatto che chi doveva proteggere l'ambiente non l'ha fatto. Uno di questi casi riguarda un'area industriale di Tito Scalo nel Potentino, della quale ti invito subito a parlare, perché l'altro giorno, io parto da qui, dal fatto che pochi giorni fa sono stati rinviati a giudizio 11 persone, se non sbaglio, e 3 società, tra gli imputati, oltre ai responsabili della società in questione, ci sono anche 3 dirigenti del Ministero dell'Ambiente, 2 dirigenti e un funzionario della Regione Basilicata per una questione di disastro ambientale e di omessa bonifica, con relativo giro anche però di lucro e non pochi milioni di euro distratti rispetto alla bonifica non fatta. No? Allora, questa questione qui, il rinvio a giudizio di pochi giorni fa, però ci vuoi dire da quanto tempo tu ti stavi occupando e da che anno ti sei occupato di questa storia? Perché anche semplicemente sentire il numero degli anni ci dice già qualcosa, Maurizio, no? Guarda, vado a memoria, ma credo che la memoria non mi tradisca, visto il numero di anni trascorso, come comprenderai poi anche per la costante censura, si perde, si perdono alcune cose, ma credo dal 2007, per esempio, riguardavo un articolo del quotidiano del luglio 2009. Tra l'altro in quegli anni andavo a sottolineare che era in corso un emungimento del tricloroetilene sversato in falda dalla francese Daramic, tricloroetilene che detto anche trielina, che è stato messo al bando nel 2016 perché è abbastanza pericoloso, una sostanza cancerogena, tossica, nociva, classificata come tale dagli organi competenti. Si diceva in alcuni documenti strano, nonostante l'emungimento, la quantità di trielina, anziché diminuire, aumenta. Vai a capire. Nel 2009, poi faccio un salto temporale, intervengo sul quotidiano, subito dopo organizzo a Tito
centro, un sit-in e un comizio per mettere a punto alcuni puntini fermi, e pensa un po' sull'immagine della locandina che annunciava il comizio. C'era che cosa? La facciata dello stabilimento d'Aramic. Lì poi c'è anche la vasca fosfogessi, altre schifezze, storie interessanti e dubbi mai definitivamente spariti, scomparsi, anzi restano, forse sono più certezze che dubbi, però sempre in quegli anni, tra il 2009-2010, io presento sicurissimamente un paio di esposti denuncia alla Procura della Repubblica di Potenza, e successivamente ci torno reiteratamente. Ora, per carità, a me a questo punto ti dirò, frega assai poco del risvolto penale, perché sono passati, ragazzi, appunto dico 20 anni. ragazzi anche della procura, sono passati una ventina di anni. Ma questo ci tenevo a evidenziare, Maurizio. Allora, tu fai queste operazioni 20 anni fa di denuncia, di documentazione, eccetera. E noi abbiamo, se non sbaglio, il prossimo 10 giugno l'udienza preliminare del processo davanti al GUP, del Tribunale di Potenza. Allora, noi stiamo parlando a dismisura in questi giorni della vicenda Garlasco, non la cito neanche più, ma l'obbrobrio non è Garlasco, l'obbrobrio è questa roba qua, cioè inquinamento delle acque, delle falde acquifere, disastro ambientale, 20 anni e si arriva all'udienza preliminare, che poi a questo punto, come dici tu, che senso ha? Che senso ha? Io te lo chiedo, che senso ha questa storia secondo te? Guarda, considerando che in questi 20 anni la trielina è stata, una quantità enorme di trielina è stata sversata in falda, è finita già allora nel torrente Tora, e dal torrente Tora, affluente del Basento, nel fiume Basento, uno dei 4 fiumi più importanti della Basilicata. Io credo che potrebbe esserci stata una qualche esposizione. Vorrei ricordare alcune cose, ma proprio al volo: trielina, cancerogeno per l'uomo, cancerogeno di categoria 1B, può causare tumori renali e altri effetti negativi, ed è stato appunto sostituito nel 2016 proprio perché troppo pericoloso. In acqua rischi per la salute umana, l'ambiente, perché si tratta di un solvente clorurato. E vabbè, chi più ne ha più ne metta. L'ingestione di acqua contaminata alla trielina può provocare effetti sulla salute sia a breve che a lungo termine, cioè magari una goccia per volta e ti giochi i reni, non lo so. Perdonami Maurizio, ma che morale della favola traiamo da questa amarissima favola? La morale della favola è questa, Giulio. Questa è una vicenda, a mio avviso, che ho inteso porre anche come vicenda paradigmatica, che racconta un paese, che racconta un contesto, che racconta anche un contesto giudiziario di sostanziale disinteresse per anni, stranamente. Come ce ne sono probabilmente altre in giro in questo paese. Sono letteralmente attonito, perché c'è una costante opera di rimozione che è pericolosa, perché adesso si parla come del resto l'anno scorso, dove dovetti fare un lunghissimo sciopero della fame, anche il sciopero della sete, per chiedere che si facesse verità sulla vicenda Tito Scalo, e un po' di informazione la ottenni, però è incredibile che oggi, sull'onda della richiesta di rinvio a giudizio, di nuovo tutti cadono dal pero e pongono la questione come se fosse una questione di oggi. Ma com'è possibile, se era di 20 anni fa? E ve l'abbiamo raccontato in tutti i modi. Ma dove eravate? La Procura della Repubblica di Potenza dove era? Dove? Ecco appunto, dov'era? E perché è stata silente per tutti questi anni? Te ne sei fatta un'idea? No, ti dico una clamorosa. L'ex sindaco di Tito Scalo, Pasquale Scavone, in un'intervista che io gli faccio in questo caso sulla cosiddetta vasca fosfogessi,
dice lì potrebbero esserci, potrebbero essere stati sversati anche fanghi di origine petrolifera. Io pubblico quel video, informo tutta la stampa, informo gli organi inquirenti. Che cosa succede? Era una notizia di reato potenziale. Assolutamente niente. E allora uno verrebbe da chiedere, cioè verrebbe da chiedersi come mai adesso allora l'iniziativa giudiziaria prende corpo, prende vita. Ma che ne so, forse è cambiato qualcuno nella procura, non lo so, non mi interessa, però ripeto, ci sono vicende che sono veramente sconcertanti e sulle quali insomma, riflettiamo assieme con te Giulio, riflettiamo con i tuoi per meglio dire ascoltatori di questa bella trasmissione Auto da Fè e traetene voi le conclusioni. C'è qualcosa che non funziona e poi magari si arriva alla richiesta di modifica dell'articolo 270. Naturalmente, ecco, poi ci arriviamo al caso Melillo, però nel frattempo però il danno che è stato creato giorno dopo giorno, mese dopo mese, resta. matrici ambientali, all'ambiente, all'acqua, alle falde acquifere, quello è incalcolabile. Certo. Magari anche pozzi che sono stati usati per irrigare, poi c'è stato intervenne credo un'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua dei pozzi, ma questa storia di contaminazione è iniziata tanti anni fa. Sotto evidentemente lo sguardo poco attento degli organi che avrebbero dovuto vigilare e magari evitare che si arrivasse al punto in cui si arrivò, non si è arrivati. E poi diciamolo chiaramente, c'è chi scopre la verità con estremo ritardo o i fatti con estremo ritardo e plagia senza citare, perché la tua questo opera è il minimo chiaramente. Il minimo sindacale, credo che conosciamo questo tipo di giornalismo, diciamo predatorio, vogliamo definirlo così? E questo era il caso numero 1. Il caso numero 2 di cui volevo parlare con te ha a che fare con una trasmissione dei Rai 3 Report che ha fatto un servizio nell'ultimo numero, mi sembra, sul caso Chiorazzo Auxilium San Raffaele. Di che cosa sto parlando? Lo dico sinteticamente e poi ti lascio la parola, perché è una cosa della quale ti sei occupato anche tu. Anche in questo caso le cose si scoprono dopo, si plagia e non si dice nulla circa chi aveva posto determinate questioni all'attenzione pubblica. Allora, il caso Chiorazzo in che cosa si risolve? Nel fatto che una delle cooperative di questo Angelo Chiorazzo, che è un imprenditore ma anche un politico lucano, no? Attivo nel settore delle cooperative che vanno dall'assistenza agli immigrati alla sanità, a tanto altro, poi ce lo spiegherai tu, molto vicino agli ambienti vaticani, a determinati ambienti vaticani, a quanto ho capito amico di tutti, da destra a sinistra. Credo che sia cambiata la musica con Leone poi ce lo spieghi, XIV. poi ce lo spieghi tu. Comunque si è dato anche alla politica in Basilicata, no? Con una sua lista, eccetera, eccetera. Certo. Insomma, viene a rilievo nazionale quando si scopre, qualche mese fa, che in uno degli reparti di eccellenza dell'ospedale San Raffaele di Milano è stata usata una cooperativa del gruppo appunto guidato da Chiorazzo, la Auxilium, che non era assolutamente all'altezza della situazione, con infermieri non formati, con gravi rischi anche per i pazienti. Ne è nato uno scandalo, poi risolto velocemente, l'amministratore del San Raffaele si è dimesso, eccetera, eccetera, non sto dicendo di quello, ma a margine di questo si è incentrata l'attenzione anche sulla figura di Chiorazzo, su una sua, ha documentato report, straordinaria villa magione, non so come definirla, una fazenda, diciamo così, in quel della Basilicata. No, è un casale, hanno precisato che non è una villa, anche se c'è pure la piscina, ma è un casale. Casale Donna Perna, a che io ieri sera, nella mia consueta diretta Buonanotte compagni, ho cantato il suo nome Donna Perna, bella ombrosa. Va bene? Che è uno straordinario casale che dovrebbe essere di pertinenza della cooperativa, ma che forse viene usato per altre finalità più private, diciamo così,
insomma, tutta una serie di questioni, milioni e interessi e spregiudicato uso, diciamo così, di beni che dovrebbero essere della cooperativa, sui quali tu avevi già messo l'attenzione. Naturalmente il report racconta tutto quanto, poi ha anche una fonte locale che non sei tu, una fonte locale piuttosto strana, diciamo così, ma lascio a te di dipingere tutto il quadro a beneficio di chi ci ascolta. Allora, che cosa ci racconta Report? Intanto fammi dire una cosa che sicuramente non sarà popolare e sarà controcorrente, anche rispetto a quello che volevano far apparire gli amici di Report. Tra l'altro, a parte una stranissima intervista, è un personaggio che hanno voluto tirare in ballo, vabbè. Però io dico che in tutta questa storia, francamente, ma con onestà, l'assessore Bertolaso, credo assessore, giusto? Me lo confermi? Sì, assessore alla sanità e al welfare Bene, in Lombardia. io credo che nonostante abbiano tentato di metterlo alle corde, io direi che ne è uscito fuori a testa alta. Per quanto riguarda il reparto Iceberg, il San Raffaele, gli infermieri formati per 20-25 anni che poi si sono dimessi e sostituiti da infermieri assolutamente incompetenti che facevano capo alla cooperativa Auxilium, ma che ti devo dire? Io ho chiesto per mesi e mesi a Chiorazzo, anche alla luce di un'intervista che credo di dichiarazioni rilasciate a Il Fatto, ma possibile che voi non riusciate a pronunciare, tutto il resto non mi interessa, una semplice parola: scusateci, perché abbiamo mandato, senza controllare le referenze realmente, all'interno di un reparto dove c'è gente che magari rischia già la pelle, delle persone assolutamente incompetenti. Ma possibile, Angelo, signori dell'Auxilium, che non vi sia venuta voglia di alzare il telefono e magari chiamare un po' di quei pazienti che hanno rischiato la pelle per dire scusateci, scusa? Ecco, sarebbe stato dignitoso, anziché prendere le distanze. Io non c'ero, non sono stato, non sono mai andato lì. Ma la risposta che credo tu abbia letto della Auxilium alla redazione di Report è decisamente sorprendente. Rispondono sulle macchine, però a un certo punto rispondono all'attualità il dottor Angelo Chiorazzo è presidente del consiglio di amministrazione Fisioclinica SRL, interamente controllata dalla cooperativa Auxilium ed attiva nel settore della medicina riabilitativa. Angelo, ma non ci avevi raccontato che tu non avevi più nessuna carica? Beh, certo, è una società collegata all'Auxilium, ma qualche incarico a quanto pare tu ce l'hai ancora. E poi questa pure mi piace un sacco, perché loro dicono siamo cristiani, siamo buoni, siamo solidali, e poi, come è noto, le società cooperative sono soggette al pari di altre società al cosiddetto statuto economico dell'imprenditore. Si intende dire che le società cooperative agiscono sul mercato, quale verrebbe da chiedersi, magari quello della mano invisibile che ci prende a cepponi, in piena concorrenza con tutte le altre società. E vuoi vedere che questa storia della concorrenza in certe vicende c'entra assai? Vabbè, poi rispondono sulla macchina. Il casale, donna Perna, non già una villa, l'immobile si compone di più appartamenti autonomi, risposta lunare, uno dei quali, tenuto conto del ruolo di presidente, io voglio morire, di presidente del consiglio di amministrazione di Fisioclinica SRL, rivestito dal dottor Angelo Chiorazzo, viene da lui utilizzato saltuariamente. Ma guarda un po', era esattamente quello, una delle questioni su cui ho martellato per mesi interi, chiedendo se un bene di proprietà di una cooperativa che dovrebbe essere complessivamente nelle disponibilità di tutti i soci, perché fosse occupato in toto, in parte, saltuariamente o meno da Angelo Chiorazzo,
ci rispondono, non a me, perché ovviamente a me cercano di evitare di rispondere, perché temono di alimentarmi nel momento in cui mi rispondono, timore che ovviamente non hanno nei confronti di Report, forse anche perché ha una cassa di risonanza maggiore, ma credo non solo. Poi altra cosa che fa ridere, qualche mese fa Chiorazzo e Co esprimono solidarietà a Sigfrido Ranucci. Adesso voglio vedere se saranno di nuovo solidari, ma sai che ti dico? Forse sì, forse ho questa impressione, ho questa sensazione sgradevole con la quale non riesco a liberarmi in relazione a questa vicenda. L'unica cosa che colgo in pieno è un tasto di fottuta ipocrisia e fariseismo. Per carità, curare i propri interessi è legittimo, però almeno evitaci la parte di custode dell'altrui moralità. Quando devi moralizzare, perché Chiorazzo è il moralizzatore della vita pubblica lucana, lui è per il bene comune, BCC, Basilicata Bene Comune, ma Angelo, io il mio atteggiamento, sai qual è? Provo a moralizzare prima me stesso, ad essere rigoroso in primis con me stesso e poi, casomai, mi permetto di essere rigoroso con i miei interlocutori. Ecco, l'episodio che citavamo, no? Quello dell'utilizzo della cooperativa Auxilium per tamponare la mancanza di infermieri in un reparto critico, perché era un reparto Certo, l'iceberg, chirurgico e l'iceberg. d'urgenza, iceberg dell'ospedale San Raffaele, è stato uno scandalo circoscritto, no? Perché ci si è accorti subito, l'ha spiegato Bertolaso, che come tu dicevi ne è uscito assai bene da quell'intervista, cercavano di accollargli responsabilità che ovviamente non poteva Non avere, aveva, non non aveva. aveva. In ogni caso, lo scandalo è scoppiato, ma poteva essere l'innesco, e credo che la tua azione su questo punto sarebbe potuta servire a questo, per riflettere su una questione. Citavamo prima l'utilizzo delle cooperative in determinati ambienti e in determinati settori chiave. Che le cooperative nel campo dell'immigrazione rendessero più della droga, lo aveva detto uno che se ne intendeva e ne aveva fondate tante, no? Nella famosa inchiesta su Roma Capitale, no? Questa roba Sì. degli immigrati ci rende più della droga, diceva colui che se ne intendeva bene. Però lo strumento rimane uno strumento che è utilizzato anche nel settore della sanità, altro settore nel quale non vorrei fare paragoni sgradevoli, però anche lì ad alto tasso di redditività, perché è un Certo. business che garantisce sicuramente profitti. Ora, l'utilizzo della forma delle cooperative, in che modo si coniuga con la concorrenza? Perché a me pare che queste cooperative vengano, diciamo così, utilizzate con criteri che poco hanno a che fare con la concorrenza. O sbaglio? Non sarebbe stato forse il caso di Mi approfondire sa che non sbagli. politicamente e normativamente questa questione? Perché lì corrono anche tanti soldi pubblici. Sono tutti soldi pubblici e poi dei cittadini. Certo, ma io sono Oh, assolutamente d'accordo con te, Giulio, ma appunto è un mondo strano e che il tutto poi ovviamente poi scusami, dico ne solo pagano una le spese cosa. i No, pazienti, i dico cittadini. solo una cosa. Poi il fatto che ci si accontenti di risposte ridicole, no? Come quelle che tu Ridicole, hai citato ridicole. prima, serve a omettere, a evitare di affrontare il problema nella sostanza. Sì, Perché le poi questioni. dall'affrontare il problema magari poi deriverebbero anche dei risparmi, dei soldi in più che si potrebbero utilizzare in altro modo e non buttarli nelle fauci di chi, diciamo, parla di concorrenza ma vive di rapporti e, Certo, e- e di favori, tra virgolette, a volte, no? Adesso non certo. sto dicendo il caso specifico, ma in linea generale è così. Diciamo che è così, in linea generale è così, E sicuramente è allora non era così. il caso di riflettere sulla proprietà o improprietà dell'utilizzo di questi strumenti cooperative per settori così importanti e lucrosi, dove il soldo pubblico gira a dismisura. Guarda, io mi rendo conto che per una serie di ragioni, anche diciamocelo, come vengono pagati in Italia di infermieri, c'è una carenza di infermieri, però tendenzialmente io No, anche perché, scusami, Maurizio, non farei entrare il privato esterno
in un ospedale convenzionato con il pubblico, ma punterei su infermieri competenti, laureati, con alta professionalità, perché non possiamo rischiare, perché l'infermiere, se è competente, a volte vale anche più di un medico. E dall'infermiere passano un bel po' di terapie. Cioè, là c'è stata gente che ha rischiato di crepare e questi stanno ancora a fare il minuetto. E ripeto, manco dire scusa. No, io non le utilizzerei le cooperative, perché magari risparmiano sugli infermieri, pagano meno gli infermieri, guadagnano più di loro, perché sono sul mercato quando gli conviene, sono solidali quando gli conviene, poi magari non si accorgono manco delle cimici, delle zecche, delle pulci, degli scarafaggi nei loro centri. Spiegateci un po', ma la cristianità del vostro comportamento, questa foglia di fico di cui vi fate scudo, a dove sta? A me non mi pare che c'è tutto questo cristianesimo. E le risposte, come dicevo, così liquidatorie e ridicole, servono a omettere di riflettere su tutto questo Ma e di prendere naturalmente, conseguenze. Benissimo. certo. Tocchiamo l'ultimo punto. Da quanto tempo ti occupi di questioni relative alla giustizia, Maurizio? Io penso che sono nato, diciamo, politicamente come impegno civico, politico, personale, proprio su questioni che riguardano la giustizia negli anni '80, del caso Tortora. Quindi un bel po' di tempo, dai. Ecco, c'è stata un'occasione recente persa dal nostro punto di vista, che è stata quella del referendum per intraprendere una strada di riforma della giustizia. A me pare che dopo il referendum, diciamo così, chi si arroga determinati diritti abbia preso forza. Se devo stare al caso di cui parliamo in conclusione adesso, il caso cosiddetto Melillo. Il procuratore nazionale antimafia, che a un certo punto chiede al governo, invia una lettera al governo per chiedere di cancellare o modificare un articolo del codice di procedura penale, il 270, che è quello che limita l'uso indiscriminato di intercettazioni e vieta le cosiddette intercettazioni a strascico. Fu modificato in senso più lassista nel 19, è stato rimodificato nel 23 con questo governo dal ministro Nordio per portarlo alle origini che comprendono anche una pronuncia della Corte Costituzionale di tantissimi anni fa, se non 91, ricordo male, del 1991. 91, che diceva giusto, non si può usare in pratica un'intercettazione disposta in un procedimento penale per aprirne o per utilizzarla in un altro, no? Le cosiddette Certo. intercettazioni a strascico, che è un principio, direi, abbastanza Di civiltà giuridica, vogliamo di dire civiltà così? giuridica elementare. Però a questo punto il procuratore nazionale antimafia dice al governo: dovete intervenire, no? Certo. E la divisione dei poteri dove la mettiamo? Guarda, ma io come devo fare? Come dobbiamo fare, amici? Abbiamo provato a dirvi, ma perché è così? Guardate bene, che non è la politica che vuole mettere sotto controllo la magistratura, è certa magistratura, un certo partito delle procure, certi magistrati che intervengono costantemente a gamba tese, tengono sotto scacco le istituzioni repubblicane, e la politica è esattamente il contrario. Ora, ma è possibile che questi hanno fatto una campagna referendaria, e sarò veramente sintetico, per dire no, è anticostituzionale la riforma voluta dal governo, votate no, e poi che fanno? Gianni Meliglio, procuratore nazionale antimafia, e altri per conto suo, con l'ANM, che tra parentesi ha sede presso, credo, la Corte di Cassazione, una cosa come se un sindacato abitasse a Palazzo Chigi o non so dove. Non esiste, quella è un'associazione privata. Questi adesso chiedono che venga abrogato o modificato il 270, su cui, come hai detto, nel 1991 si era espresso la Corte Costituzionale, sottolineando che un'eventuale modifica non era in buona sostanza, mettiamola così, non era costituzionale. Ma non eravate voi i difensori della Costituzione? Ma che strano paese che è questo. C'è davvero da restare attoniti, e chiudo così. E questa era l'ultima pennellata, l'ultimo fatto del quale ci siamo sinteticamente occupati stamani. Io ringrazio Maurizio Bolognetti.
Ti Sono saluto, io che Maurizio. ringrazio te e che ringrazio Radio Libertà. A presto. A presto, Giulio.